Nel video di oggi vediamo la prima partita seria ufficiale di Magnus Carlsen in un torneo tra adulti. E benvenuti amici di Matto Scacco in questo nuovo video. Allora, torniamo un pochettino alle origini di quando il piccolo Carlsen si avvicina al mondo dei tornei. Era già qualche mese che giocava a tornei, però fra ragazzini, dove ovviamente primeggiava. Questo è stato il suo primo torneo tra adulti, quindi gente di tutte le età, persone fortissime, e vediamo questa partita dove Carlsen con il nero si ritrova a sfidare e quello che allora era il presidente della federazione scacchistica norvegese. Andiamo a vedere com'è andata la partita. Carlsen con il nero e 4 C5 difesa siciliana. È bene ricordarsi che Carlsen nel corso insomma dei suoi anni, dai 10 ai 15 anni, dai 15 ai 20, dai 20 ai 25, ha sempre ruotato le sue difese, non è che ha sempre solo giocato alla siciliana. E questo sicuramente ha uno scopo didattico, perché nel momento in cui tu giochi tutte le difese e tutte le aperture, Carlsen è uno dei pochi al mondo che può giocare veramente qualsiasi cosa, riesci a capire quali sono poi i pattern un pochettino di tutte le aperture, e a volte questi poi si presentano anche in altre, quindi riesci veramente ad avere una concezione della scacchiera a 360 gradi. Quindi la capacità di giocare qualsiasi cosa gli ha dato forse veramente quel quid in più che magari altri giocatori non hanno avuto. E a questo punto il bianco decide di giocare pedone C3, che prende il nome di Alapin. Generalmente il giocatore di siciliana si aspetta di andare con cavallo F3, segue poi tutto quello che deve seguire, C3, e ora diciamo cavallo F6 si può giocare, ma la risposta più semplice anche da memorizzare e da giocare se vogliamo è D5. Ovviamente il nero non ha paura della cattura, perché è vero che c'è un principio che dice non far uscire la tua regina troppo in fretta sulla scacchiera, ma ora non c'è questa paura perché il cavallo non può andare in C3 a scacciare subito la regina, ed infatti è così che va la partita. E dopo che la regina è al centro scacchiera arriva cavallo F3, cavallo F6, alfiere 2, forse questa non è stata la mossa più ambiziosa che poteva esserci, ma va bene uguale, e a questo punto Carlsen deve decidere cosa giocare. Sicuramente cavallo C6 è un'ottima mossa, e 5 potrebbe essere molto ma molto interessante. Il piccolo Carlsen a soli 10 anni, ricordiamo lui del 1990, siamo nel 2000, decide di portare l'alfiere in fianchetto, e qui personalmente io vedo già uno stile maturo. Generalmente i ragazzini, i bambini tendono ad avere uno stile molto aggressivo. Nel momento in cui vai a impiantare un fianchetto, in qualche modo stai ricercando anche un pochettino, diciamo, quelle finezze, no? Quindi già da qui secondo me si vedono cose importanti. Ora è il turno dell'ex presidente della federazione scacchistica, ed era anche sindaco al momento. Giocò pedone C4. E la mia domanda che voglio farti è: cosa ne pensi di questa mossa? È buona? È cattiva? Pedone in C4. Tu dici, beh, è buona, prende il tempo sulla donna. Questa mossa è la peggior mossa che si possa fare. In primis perché hai impiegato 2 tempi per muovere un pedone che avresti potuto muovere in un tempo solo. In secondo luogo, e forse ancora più importante del primo, è che questa spinta crea quello che viene chiamato un buco, un avampostone per il nero, un buco in D4, che al momento non è che dici grazie a questa mossa il bianco perde la partita, ma lasciare i buchi è sempre un problema. Ti ricordo che ogni volta che spingi un pedone controlla in diagonale 2 caselle. Quando lo spingi in avanti, tieni conto che i pedoni non possono tornare indietro, lasci delle debolezze dietro di sé. La debolezza in B4 non è totale, poiché tramite pedone A3 si potrà controllare il B4, ma la debolezza in D4 invece è totale. Non ci sarà mai più nessun pedone bianco che potrà andare a controllare la casa D4. La regina comunque è attaccata, Carlsen decide di farla tornare a casa, scelta saggia. Cavallo in C3, alfiere in G7 e qui H3. Anche questa mossa non è buona. Perché non è buona? Perché
quando giustamente si gioca H3 magari per evitare che l'avversario arrivi con l'alfiere lì, ma questo è veramente un fantasma, nel senso che quando il nostro avversario ha la struttura del fianchetto, il bianco non deve temere mai questa, perché poiché dopo la spinta del pedone, faccio delle mosse a caso giusto per farti vedere, se spingi, ora questo alfiere deve andare via e non può continuare a rimanere sulla diagonale come di solito fa, perché qui addirittura perdi proprio il pezzo. Ok, quindi ricordiamoci, quando l'avversario ha il fianchetto non serve fare queste spinte, non serve. E tutte spinte di questo tipo sono perdite di tempo. Quindi torniamo in partita dove il bianco decide di giocare H3. Arriva l'arrocco e qui c'è D3. Ecco, D4 sarebbe stata probabilmente migliore, perché nel momento in cui giochi D3, per la teoria scacchistica, il pedone D3 evidenziato in giallo è per definizione un pedone arretrato e quindi può essere facilmente attaccato. Non so, mi viene in mente cavallo B4, mi viene in mente alfiere F5, donna qui, insomma dai dei target d'attacco al tuo avversario. Arriva cavallo C6, tra l'altro si vede un bellissimo avampostino in D4, alfiere in E3 probabilmente per cercare di tenere questo avamposto e per attaccare il pedone C5, e qui per Carlsen arriva B6, probabilmente B6 o sicuramente per tenere questo pedone, ma anche con l'idea di fianchettare e rendere fortissimo anche questo alfiere. Più precisa era qui direttamente cavallo D4, avamposto preso, non ho bisogno di spingere altri pedoni inutilmente, questa sicuramente era più forte. E soprattutto, cosa importante di questa mossa, blocchi definitivamente la spinta del pedone da D2 a D3. In partita invece arriva pedone B6, arrocco corto, alfiere B7, doppio fianchetto per Carlsen. Qui il bianco dovrebbe sempre giocare per spingere quel pedone, perché nel momento in cui hai una debolezza, hai un pedone arretrato, se lo spingi e si va ai cambi, la debolezza svanisce. Quindi questo dovrebbe essere il piano del bianco, ma il bianco gioca a 3. Il bianco sta giocando senza un piano. Arriva così cavallo in D4, finalmente arriva questa bellissima mossa, alfiere cattura, pedone cattura, si minaccia il cavallo che, se ci pensiamo bene, non ha tante case bellissime dove andare, e questo cavallo decide, sì, chiaramente potrebbe andare qui ma verrebbe immediatamente catturato, decide di andare in A2, non la posizione più bella per questo cavallo. Cavallo in H5 e già ancora qui vediamo una certa sensibilità anche nel manovrare strategicamente i propri pezzi, perché nel momento in cui ti rendi conto che l'alfiere in fianchetto sta da Dio, l'alfiere in fianchetto sta da Dio, la donna dobbiamo ancora capire dove sta meglio, ma comunque non possiamo per dire toglierla da qui, altrimenti possiamo perdere qualche pedone, bisogna calcolare bene se è veramente così, quindi decide di rimanovrare questo cavallo, dato che qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, a questo punto rimanovriamo il cavallo. Cavallo H5 con l'idea di andare in F4 e prendersi l'avamposto F4, perché F4 è considerato comunque un avamposto, perché in genere avamposto noi intendiamo un pezzo, una casa dove ci piazziamo un pezzo, preferibilmente un cavallo, e quel cavallo è sostenuto da un pedone. Quello è, diciamo, la definizione di avamposto. Se vogliamo entrare ancora più in profondità, l'avamposto deve essere ovviamente nella metà campo dell'avversario. Qui praticamente abbiamo tutto, se non fosse che appunto questo cavallo, diciamo, qui è sospeso, si dice, non è difeso da un pedone, ma comunque è un avamposto, perché nel momento in cui tu proverai ad attaccarlo con un pedone, e come fai ad attaccarlo con un pedone questo cavallo? Spingendo G3, nel momento in cui vai a spingere G3 perdi il pedone H3, quindi è difficile da scacciare, un cavallo lì è difficile, metti la regina in D6 che tiene tutto, è veramente è un avamposto a tutti gli effetti. Donna di 2 per evitare che il cavallo prenda quella casa, ma arriva E5 e ora si supporta comunque il cavallo. Ecco che arriva veramente l'avamposto. Torre in F va in E1, cavallo in F4 e questo cavallo da lì, come direbbe sempre il grande maestro Andrea Stella, quel cavallo lì è un mostro. Non lo puoi scacciare perché ti cade qui e questo è importantissimo. E il bianco, non avendo più l'alfiere camposcuro, è debole sulle case scure. Ed essendo il cavallo su casa scura, sta da Dio. Qui il bianco decide di muovere
alfiere di 1 per fare spazio alla torre, attaccare un pochettino qui sopra, e qui ora magari un giocatore, un bambino di 10 anni cercherebbe probabilmente di, come prima cosa, di difendere questo punto, perché tu me lo stai attaccando 2 volte, io lo sto difendendo una sola volta, devo aggiungere, non so, un torre qui, penso che ci possa star bene, un donna di 6, penso che ci possa star bene, ma qui ovviamente Carsten già fa vedere che è di un'altra pasta. Alfiere H6. Io me ne frego di questa minaccia, cioè non minaccia, di perdere un pedone, perché qui c'è un colpo tattico. Si minaccia cavallo H3 scacco e alla prossima perdi la regina tramite attacco di scoperta. Re H2 ovviamente per evitare lo scacco, e arriva comunque ora una mossa d'attacco. Cavallo per G2. Ora qui in una situazione di questo tipo ti devo dire che anche una mossa come F6 non era affatto male, era solida, poi si gioca Re G7 che tiene l'alfiere, si possono fare tutti gli attacchi di scoperta del mondo. Questa mossa purtroppo ha fatto perdere molto vantaggio a Carlsen, perché è vero che c'è sempre l'attacco di scoperta, quindi la regina è praticamente costretta a catturare qui, ed è vero che io mi prendo la torre, ma alla fine di tutto ciò, facciamoci 2 calcoli, è sempre il solito cambio, cioè 2 pezzi leggeri, cavallo e alfiere, per torre e pedone. In genere questo cambio non è quasi mai buono, soprattutto in medio gioco, perché hai perso 2 pezzi in attacco, hai perso un forte alfiere, hai perso un forte cavallo per una torre che al momento ancora non si stava esprimendo a pieno. E però c'è da dire che qui gli va un po' di fortuna a Carlsen, nel senso che i pezzi del bianco sono molto arretrati e fanno fatica a entrare in gioco. Questa torre per entrare in gioco devi fare i salti mortali, non ho idea di quante mosse deve fare, idem questo cavallo, quindi il fatto che comunque i pezzi del bianco siano mal posti sulla scacchiera lo aiuta comunque. Arriva donna F6 con l'idea di andare all'attacco e piazzare la regina meglio. Re in G3 senza paura, forse era meglio andare in G1, no? E arriva adesso regina in E6. Forse un pochino meglio era andare in D6 con l'idea di scacchi di scoperta, mentre invece la partita continua con regina in E6, pedone in F3, pedone in F5. Ora questi pedoni iniziano ad essere veramente forti, e dopo alfiere C2 arriva la mossa F4. Questa mossa sembra strana, perché in genere uno dovrebbe cercare di aprire la posizione con delle rotture, soprattutto quando il re avversario è poco sicuro, ma qui Carlsen vede altro. Carlsen vede che dopo questa, ok, il nostro alfiere è bloccato, tutto quello che vuoi, ma vede questa posizione bruttissima della regina e va a pianificare un intrappolamento della donna. Re in F2, torre in F5, ovviamente ultima chance della donna per salvarsi. Il bianco vede questa minaccia, dopo torre H5, donna in G4. Il bianco giustamente chiede il cambio delle donne. Ora Carlsen non deve per niente al mondo cambiare le donne, perché veramente poi la partita si potrebbe ribaltare. Qui il nero ha una sorta di iniziativa, deve cercare di mantenerla, e arriva a donna F6. L'idea è che presto arriverà alfiere C8 e minaccia la donna e cadrà per forza il pedone in H3, e dopo saranno dolori per il bianco. E qui c'è poco da fare. Donna G2 viene giocata, alfiere C8, quel pedone cade comunque, re in E2 cercando di portare il re un pochettino più sicuro, e cattura con l'alfiere, tempo sulla donna che deve andare in F2. A questo punto la domanda vera è: come diamine si continua in una posizione di questo tipo? Perché ancora una volta, se il nero non è deciso e non trova il modo corretto per giocare, il bianco si potrebbe riprendere. Se il bianco si riprende, mette a posto i cavalli, tira fuori la torre, la vedo dura. E Carlsen trova un'ottima mossa, G5, con l'idea di iniziare l'avanzata dei pedoni. Cavallo in G2 e ora G4. Si minaccia sia la cattura ma la spinta pedone passato. Arriva torre G1 e attenzione, donna in F5. Arriva cavallo H4, si attacca alla regina, e ora regina in G5, doppio attacco sul cavallo. F per G4, torre per H4 e ora
ovviamente la partita è praticamente andata. Alfiere B3, piccola scopertina, e dopo torre per G4 qui la partita è andata. Vediamo giusto velocemente come va a finire. Torre G2 e giustamente Carlsen, essendo in vantaggio, ultra vantaggio di materiale, chiede i cambi e dopo una serie di cambi arriva lo scacco, il re si deve spostare, C A per B. La posizione finale è questa: qualità secca in più e 2 pedoni, tra cui uno molto facile da portare a promozione. Vediamo velocemente come Carlsen ha vinto questa partita, che è già vinta. Chiunque di noi saprebbe vincere ora questa partita. Cavallo B4, si spinge il pedone a promozione. Qui il bianco permette un'ulteriore semplificazione dei pezzi e ora torre contro alfiere. Tra l'altro la torre si metterà qui dietro e potrà supportare l'avanzata del pedone. Ok, la partita continua invece in questo modo e Carlsen vuole prendersi tutti i vari pedoncini, cattura ed è a questo punto che il bianco abbandona. Insomma, una partita bella, molto lineare, dove Carlsen ha saputo sfruttare i vari errori del bianco. Abbiamo visto qualche errore dal punto di vista posizionale strategico, ma stiamo vedendo già un gioco molto ma molto più maturo per un bambino di 10 anni. Anche il modo in cui hai gestito questo finale, cioè andare subito con la torre in seconda / settima traversa e rimanere con questa torre in seconda traversa per tagliare fuori il re bianco dall'azione. Cioè, secondo me queste sono cose molto molto importanti, cose che farebbe magari un giocatore avanzato. Quindi bene, gestione buona dell'apertura, si è visto che sapeva bene come rispondere, gestione ottima del mediogioco e la creazione dei piani, e gestione ottima dei finali. E ricordiamoci che Carlsen è considerato uno degli dei del finale, e prossimamente porterò qui su questo canale alcuni dei finali giocati da Carlsen più belli che siano mai stati giocati. Bene, io spero come sempre che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto lascia un like e un commento, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, ci fa sempre piacere e ci dai una mano a divulgare questo fantastico gioco. Ti ricordo che se hai intenzione di migliorare il tuo gioco, abbiamo creato da un po' di anni l'Accademia di Mattoscacco, un percorso progressivo con supporto, quindi non è che hai solo delle lezioni da guardare, ma sei supportato, hai un maestro che ti videoanalizza le tue partite, ci sono degli incontri dal vivo alla quale puoi partecipare. Insomma, un percorso interattivo e stimolante che sicuramente ti aiuterà nel tuo progresso scacchistico. Trovi il link in descrizione, ti ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!